Un primo lotto di interventi per fronteggiare l'emergenza è già approvato e pronto a partire. Questo l'esito di un incontro tra il proto della Basilica di San Marco, professor Mario Piana, e la procuratoria rappresentata da Amerigo Restucci, intervenuto per fare il punto sulle opere d'arte, e Pierpaolo Campostrini, delegato ai servizi tecnici. A Venezia, oltrepassata la fase più acuta dell'emergenza, dopo l'alta marea eccezionale delle scorse settimane, comincia la lunga fase, complessa e articolata, della conta dei danni. Non sappiamo ancora quali saranno i danni finali che potremo attribuire a questa acqua alta. Certamente saranno grandi, poiché è stata per la seconda volta nella storia la Basilica completamente invasa dalle acque della laguna. Il sale si manifesterà quando appunto evapora l'acqua e cristallizzando rischia di rompere, di frantumare gli strati sui quali sono appoggiati i mosaici del pavimento. La preoccupazione maggiore riguarda mosaici e marmi della Basilica Marciana, attaccati dal sale. Campostrini ribadisce ancora una volta il pericolo numero uno. Sgretolare ulteriormente gli intonaci sui quali sono appoggiati i mosaici e i marmi, in particolare quelli più fragili. Intanto però la procuratoria non è rimasta con le mani in mano. La conta dei danni quindi potrà essere fatta più avanti. Per ora stiamo tamponando con delle misure provvisorie che evitino i mali peggiori. Certamente il lavoro di restauro proseguirà per anni.